una conferenza, amici bellini, breve. Conte abbastanza, l'ho visto abbastanza sereno, tosto, pronto. Ecco, pronto a tutte le evenienze, le eventualità. I capelli sono di chi si è svegliato da poco, ma possiamo andare a rileggerla insieme perché ci sono degli spunti. Non di campo, non di Sassuolo. Cominciamo. Comunque mi ha gasato perché c'è stata la solita domanda di quando sono importanti, riformulata diversamente, e lui ne parliamo insieme. Benvenuto MD, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete veramente in tanti. Vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto, l'hype, lasciate un hype, lasciate un like, un hype, insomma divertitevi come potete per darmi una mano, che la stagione comincia adesso. Devo preparare pure la live e la nuova sigla, eccetera eccetera. Poi, per quelli che mi hanno chiesto la simulazione, vi rimando al mio canale gaming Fluidzot, dove potete iscrivervi là. La manderò oggi o domani mattina, e per comodità, insomma, potete iscrivervi al canale Telegram che trovate in descrizione, e lì lancio le notifiche di tutte le cose che faccio, e quindi state sempre aggiornati quando magari la campanella non funziona. Allora, cominciamo. Si comincia ovviamente con la domanda su Lukaku, ed era logica, c'era da aspettarsela. Conte risponde che è un infortunio importante, giocatore di un peso specifico importante anche l'anno scorso però abbiamo avuto delle difficoltà. Lui dice difficoltà tra mercato, infortuni, insomma lascia aperta la cosa, e dice i ragazzi fanno fronte a tutto, e poi porta avanti il discorso del niente alibi, cioè dobbiamo troviamo la soluzione, se c'è un problema troviamo la soluzione. Qua è un po' un Antonio Conte / Luciano, perché ce lo ricordiamo quando Spalletti, anche in caso di grande emergenza, ci diceva no, io ho tutto quello di cui ho bisogno, ce l'ho a disposizione, quindi andiamo avanti. Poi la domanda sul come ripetersi, perché lei ha detto è difficile ripetere, il Napoli non si è ripetuto così, però lei sì. Lei sa come ripetersi, e quindi cosa bisogna dire per ripetersi. E Conte dice questo è un gruppo serio, quindi non c'è bisogno di dire niente. Storicamente è chiaro, il Napoli non si è mai ripetuto con annate consecutive, quindi questo ci dimostra la difficoltà. Ricordiamoci che quando eravamo favoriti comunque siamo arrivati decimi. Questo è un tema secondo me che Conte utilizzerà anche nello spogliatoio per tenere tutti sul pezzo. E ci aggiunge anche una cosa interessante, nuova, dice tante squadre sono attrezzate e tante altre che ci imiteranno, nel senso che il Napoli ha aperto la strada anche, guarda, che si può vincere anche senza essere quelle tre, quindi probabilmente dando una possibilità di lotta anche a una Roma che sia attrezzata per tentare di migliorarsi. E quindi il Napoli, diciamo, che ha mostrato si può fare, il famoso si può fare, che era Frankenstein Junior. Non ricordo. La soluzione tattica dei 4 centrocampisti, se la riproporrà, se la vuole fare. E Conte dice sì, noi dobbiamo cercare le varie soluzioni. Ci ricorda che il 4-3-3 è nelle corde. Ricordo la famosa frase di Garcia che diceva il 4-3-3 veste come un guanto questa squadra, ma è una squadra che deve essere pronta a fare anche altre cose. Che poi 4-3-3, 4-3-3, 4-3, 10° posto. Armiamoci, perché ci sarà da combattere. Grazie a tutti. E poi qua dice proprio quello che io vi ripeto spesso, cioè cercare di mettere i migliori giocatori che hai in campo, e a partire dai migliori che lui vede, i migliori che considera i migliori, poi sviluppare un sistema di gioco che metta tutti a proprio agio. E poi valutiamo anche altre soluzioni senza la punta. Parliamone, perché tu in questo momento hai Lucca e non credo che lui stia considerando né Shdira. In teoria di base non considera neanche Ambrosino, e quindi le soluzioni sono quelle di cui abbiamo parlato in questi giorni. O tu la punta la compri e quindi la aggiungi a Lucca, oppure cominci a ragionare sulle situazioni in cui Lucca o deve riposare o non lo vuoi rischiare, o gli viene un pochino di gola che deve schiarire la voce. La possibilità del falso 9, quindi senza punta, vuol dire che tu c'hai un falso attaccante, la punta diventa lo spazio, si devono inserire tutti quanti, si può fare, non siamo abituatissimi, perché io lo ripeto, quando si giocava con Mertens era punta vera, non era una punta falsa, assolutamente, con caratteristiche diverse dal puntero sicuramente,
ma Conte sa della possibilità di dover lavorare a soluzioni anche senza una punta. Nel caso in cui non si riesca a fare quello che si vuole fare, dobbiamo essere pronti a trovare la soluzione di emergenza sicuramente, ma senza alibi, almeno ad oggi. Questo poi, quando poi chiude il mercato, vediamo come ce la racconta, perché detto tra noi, secondo me si sta ricreando la situazione che a lui piace molto, nel senso che grandi difficoltà, dopodiché si prendono i giocatori che gli sono rimasti e li porta in guerra con lui nelle difficoltà assolute. Se si fa alla grande, ancora una volta grande condottiero che ha risolto i problemi. Se non si fa, gli è morto quelli, gli è morto quell'altro, gli hanno venduto quell'altro, ovviamente le sue responsabilità diminuiscono, almeno dal suo punto di vista. Poi arriva la domanda: è contento del mercato? Io del mercato non parlo, quindi cambio la domanda. Il dubbio importa, domanda legittima, e Conte ci parla anche di Nikita Contini. È bello citare anche il buon Nikita, di cui si dice un gran bene, e semplicemente dice che di partita in partita, anche magari per le soluzioni, io credo che questa idea della pallata di Milinkovic su Lucca è ancora più interessante che con Lukaku, perché la pallata alta su quello che ha nel colpo di testa la sua specialità, secondo me è una possibilità, e quindi io resto sempre 50 e 50. Non so se parte Meret, parte Milinkovic-Savic al momento, però Conte dice: secondo te io ho scelto o non ho scelto? Certo che ho scelto, tutti sanno tutto, fate voi, perché tanto cambia poco. Dopodiché, visto che lui ha detto non parlo del mercato, la prossima domanda è: facciamo conto che il mercato è finito, da 1 a 10 che voto dà al mercato? E ce ne andiamo, no? Non sta a me dare il giudizio al mercato, dobbiamo fare il massimo con quello che abbiamo, poi fate voi siete gli esperti di quelli che giudicano, eccetera eccetera. Poi domanda sugli arbitri, che parleranno di più, e ben accetta ogni trasparenza, ogni novità che porta più trasparenza nel calcio, ricordando anche quello che lui sottolineò alla fine, che non parlava solo di se stesso ma in generale di tutto. Ma che significa? Ce lo ricordiamo bene. E poi, senza Lukaku il Napoli è meno favorito, e qua è bello che Conte comunque dica, invece di prendere questa cosa e dire sì, non siamo più favoriti perché non c'è Lukaku, lui dice comunque con grande coerenza, dice comunque abbiamo lo scudetto sul petto, questo quello azzurro e blu, quindi quando ce l'hai devi essere tra i favoriti. Però ricordiamo che non basta, perché basta ricordarci l'annata di 2 anni fa, dove tu partivi con lo scudetto sul pezzo, ma poi sul pezzo non ci sei stato. De Bruyne e McTominay insieme cosa possono dare l'uno all'altro, cosa può migliorare? Tutto bisogna vedere sul campo. Questa è una domanda risposta abbastanza aperta, domanda aperta, risposta semplicità, se stare sul campo, e poi facciamo le valutazioni. È inutile dire quello che potrebbe essere. E poi arriva la domanda, quella là che cerca di essere infiocchettata in modo tale da non dirla. Quanto sono importanti i tifosi? Invece di dirla così, i tifosi, ma quanta benzina possono dare la benzina? Oppure può essere un boomerang, solito discorso, la pressione eccetera eccetera. E nell'infiocchettare la domanda, per cercare di utilizzare i sinonimi, poi a domanda è sempre che, voglio dire, non è che l'ambiente dà per scontato che la squadra è stata migliorata, quindi sia più forte e quindi non debba più soffrire come ha fatto l'anno scorso. E qua Conte, ovviamente. Qua Conte dice: ma non ho capito, il Napoli ha sofferto l'anno scorso? No, ha saputo soffrire, il saper soffrire come cosa positiva. No, perché allora, se l'anno scorso abbiamo sofferto, 2 anni fa è morto, siamo morti proprio. E 2 anni fa che è successo? Cioè è morto praticamente, 2 anni fa si è morti. Sempre il siamo, tutte le volte che ha detto 10° posto ha sempre detto siamo, e Conte deve dire, e quando deve dire l'ho detto prima, vuol dire che la domanda non è valida. Si vince e si perde tutti insieme, la pressione si può mettere anche come pressione positiva, l'ambiente deve essere compatto sotto tutti i punti di vista, non solo quando si vince ma anche se si dovesse perdere, altrimenti è troppo facile, dobbiamo stare tutti insieme. Qua Conte diventa Rafa Conte, cioè il Rafa Benitez pensiero, spalla a spalla, una cosa che ci avevano provato ad insegnare anni fa, e
che a quanto pare è difficile da ottenere. Poi una domanda molto fantasiosa: che cosa c'è di più intrigante? L'essere favoriti, la presenza di Modric, l'arrivo di Allegri? Con te facciamo capire. Favoriti, siamo arrivati decimi, ti devi ripetere questa cosa qua. Modric sì, un grande calciatore. Allegri, la storia parla per lui, Conte ne può approfittare per citare gli altri allenatori che stima, tipo il ritorno di Sarri, tipo il Gasperini che va alla Roma, e cita anche Pioli che ha vinto uno scudetto che è alla Fiorentina. E poi grazie a tutti, si chiude così, abbastanza, si interrompe perché non c'era molto altro. E poi alla fine c'è pure uno che fa la mezza battuta e dice: ma domani si gioca, domani c'è il Sassuolo. Nessuno ha chiesto niente del Sassuolo. Mister, ma domani c'è la partita domani. Domani sì. E per quanto riguarda il Sassuolo, io vi posso rimandare alla partita sul canale Gaming, dove vedremo quello che succederà. Spostandoci possiamo vedere insomma quello che ci propone anche il fantacalcio. Turati, Valukiewicz, Itzes, Kandé, Doig, Conè, non quello della Roma, ma ne hanno uno anche loro a centrocampo, Boloca, Lipani. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Berardi, Pinamonti, Laurienté. Poi ho visto io in Coppa Italia che hanno provato anche a utilizzare Laurienté punta, falso 9, con Fadera in campo. Questa è una soluzione che hanno, senza il puntero. In panchina si fa notare insomma Volpato, probabilmente Pierini. Bah, bene che non ci sia De Frel, onestamente. Torsvet in recupero dal lungo infortunio. E per quanto riguarda il Napoli, loro portano Meret, ma al 55%, quindi il dubbio con Savic continua. Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, se non c'è dubbio. Olivera, Lobotka, Politano, come l'avete scritta? Ah, col 4-1-4-1, quindi Lobotka, Politano, Anghissà, De Bruyne, McTominay, Lucca e tant'è. Ci siamo, voglio. Iscrivetevi al canale, fate tutte le cose vostre, abbonatevi se vi volete abbonare, se avete un bisogno di parlare del Napoli 24 ore su 24, perché il gruppo Telegram è sempre attivo e a me fa piacere conoscervi anche meglio in privato. La community è potentissima e ci divertiamo tantissimo al di là del risultato. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dai, l'estate non è finita, ma ce l'abbiamo fatta.